come ci muoviamo? Noi adesso stiamo continuando a perorare le cause che abbiamo continuato a perorare fino adesso. Stamattina abbiamo fatto un volantinaggio in quel di Lugnana manifestando, il volantino che abbiamo distribuito è questo. Diciamo, in questo volantino abbiamo diciamo, espresso tutta la nostra posizione, il fatto che una commissione tecnica regionale ha dato parere favorevole alla centrale di biomassa che si intende costruire a Lugnana. Se non altro si poteva aspettare le elezioni portoghesi. Io penso che se non altro si poteva aspettare questo anche come segno di rispetto nei confronti della nostra comunità. Mi sembrerebbe più corretto per l'appunto aspettare, considerato che la prima commissione conferenza dei servizi si è tenuta di fatto dopo il commissariamento del comune di Portogruaro, sarebbe stato opportuno, e quindi a quella conferenza dei servizi non avevamo potuto partecipare nessun assessore portoguarese. Mi sembrava più corretto aspettare per dare un parere, almeno una seconda conferenza dei servizi a cui avesse potuto partecipare un esponente eletto o comunque nominato da un sindaco a Portogruaro. Questo abbiamo fatto, adesso continueremo a lavorare sui temi che comunque sono esposti nel nostro programma. Altro tema che ci sta molto a cuore naturalmente è quello del cemento. Portogruaro adesso ho visto commenti strafavorevoli al fatto che l'area ex stock adesso viene praticamente rasa al suolo per costruire nuove costruzioni. Ecco, su questo mi sembrerebbe, francamente non mi sembra il caso di ventolare bandiere. Io faccio notare che l'area ex stock è un'area che è lì da parecchi anni, praticamente fa parte in qualche modo della memoria storica portoghese. Io adesso sono nato nel 75, quell'area lì me la ricordo sempre, però è stata anche prima. Adesso verrà raso al suolo, non si conserva nemmeno un capannone e praticamente che fanno lì? Ho sentito parlano di progetti di centri commerciali e unità abitative. Francamente mi sembra grave, insomma, che un'area del genere, anche se non sta in centro a Portogruaro, non abbia, che dire, almeno un vincolo da parte del comune sul fatto che sia anche quella zona degna di memoria, di rispetto dal punto di vista, diciamo, della conservazione di beni edilizi che in qualche modo fanno parte della memoria collettiva. Certo, non vanno tenuti come monumenti, ma sarebbe stato opportuno comunque vincolarli in una forma di riutilizzo, diciamo, sociale. Ecco, questo avrei preferito. Questi sono, diciamo, due temi su cui ci interessa molto lavorare, biomasse, le nuove edificazioni che interessano Portogruaro. Si va di lavorare come sentinelle su questi due temi importanti e naturalmente non ultimo il tema del lavoro, che abbiamo toccato sia con le nostre uscite pubbliche sia con il lavoro che stiamo tentando di fare a livello nazionale. Vi ricordo a tutti che adesso si sta tentando di diciamo, colpire di nuovo l'articolo 18, ma esistono anche problemi sia nazionali come questo, ma anche problemi a livello locale, su cui, ecco, noi faremo in modo, se non altro, con tutte le nostre forze, che i problemi vengano socializzati. Cosa vuol dire questo? Non è una retorica banale, secondo me. Ecco, io ricordo, è stato altri periodi di crisi, ricordo quando avevo 18 anni, nel 93, ricordate la lira, l'euro, non avevamo ancora l'euro, lira e marco avevano da 700 a 900 lire per un marco, eravamo tempi del governo Amato. Ecco, io ricordo una cosa che successe in quel periodo. Io ero l'ultimo anno di liceo e ci fu una grossa manifestazione di tutti i sindacati, forze sociali. La manifestazione partì dal piazzale antistante la Cadoro e si concluse in piazza con discorsi sindacalisti, sindaci. Ecco, quella volta ancora, sì, non erano gli anni 70 neanche gli anni 60, quella volta ancora si socializzavano i problemi. Adesso i problemi sono ben più grossi e la crisi non è passata, non è passeggera.
E su alcuni temi come la delocalizzazione o la crisi delle fabbriche grandi, faccio dire l'inificio, ripeto quello, ma da ultimo basta leggere le cronache anche nei giornali, penso alla Pansac, penso che i problemi non siano stati socializzati in maniera adeguata, vuol dire quelli sono problemi collettivi, una fabbrica che chiude non è un problema di chi lavora in quella fabbrica, è un problema di tutte le comunità, e su questo è bene che intervengano e sindaci e istituzioni. Penso anche che il ruolo dell'ente pubblico sia se non altro quello di pressione e non solo quello di, diciamo, di spettatore di queste vicende che per l'appunto toccano tutta la nostra comunità. Ecco, su questo punto specifico esistono nelle linee guida comunque del nostro programma, che comunque ricalca quelle sono le linee guida del programma nazionale, del programma nazionale. Cercheremo di, se non altro, la creazione di un fondo, un cosiddetto fondo di transizione. Cosa vuol dire? Come sapete, chi va in disoccupazione o chi va in mobilità, i soldi non è che gli arrivano subito, c'è il problema della cosiddetta continuità del reddito. Se uno va a fare domande per l'assegno di disoccupazione all'INPS non è che ti paga subito l'assegno, neanche se fai per la mobilità. Ecco, sarebbe opportuno che, sono nato per queste fasce di lavoratori, il Comune lavorasse al fine di creare questo fondo di transizione per anticipare le spettanze per queste tipologie di lavoratori, sia cassa integrata, sia mobilità e disoccupazione, ma eventualmente anche, si può studiarlo anche per i cassa integrati, per fare in modo che i soldi ci sia perlomeno un minimo di continuità del reddito. Ecco, su questo penso che vada agito, ben sapendo che comunque esiste in Italia, purtroppo anche qua da noi, una fascia ampia di lavoratori e lavoratrici disoccupate che non hanno diritto ad alcuno assegno di disoccupazione. Penso agli apprendisti, che esiste la legge 2 del 2009, però riguarda solo una piccola fascia di apprendisti, penso ai collaboratori progetto, e su questi tenteremo di lavorare, se non altro tentando di abbassare tutte le tariffe comunali dei servizi comunali per questa tipologia di lavoratori e di lavoratrici. Ecco, io credo di aver fatto un quadro, diciamo, se non altro un piccolo di quello che sono i punti programmatici fondamentali.